Allora, ecco qui Renato Marengo, oggi in qualità di presidente di AIA, ovvero Artisti Italiani Associati. Ciao Renato. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, senti Renato, io ho visto che l'associazione, tanto per cominciare, fa parte di questo nuovo coordinamento della musica indipendente italiana, che peraltro ha fatto un bellissimo manifesto. Ci parli prima di tutto un po' su che cos'è l'AIA? Dunque, l'AIA nasce, progettata diversi anni fa, Giordano San Giorgi, come promananza del MEI. Il MEI ovviamente è un'associazione che si occupa anche dei produttori discografici, degli operatori, degli organizzatori, mentre AIA più specificamente si occupa degli artisti, tanto che con noi è confluito anche esibirsi con Giuliano Biasin, che è diventato il nostro segretario e che ha portato tante forze anche dal Veneto, mentre io ovviamente ho portato tante forze dal Naples Power, da Zone, Roma, eccetera. Cosa ci proponiamo? Ci proponiamo di, soprattutto per questo periodo, siamo particolarmente attivi per difendere quelli che vivono di musica, ma vivono di musica nei locali, nei club, ma anche i tecnici, ma anche tutti quelli che lavorano grazie al fatto che c'è lavoro in pubblico e in questo momento quindi sono particolarmente a disagio. Allora ci è venuto in mente nell'ambito di questo movimento che soprattutto Giordano manda avanti con Stati Generali della Musica, eccetera, eccetera. Stati Generali della Musica abbiamo fatto prima che il Presidente facesse gli Stati Generali, ovviamente, quindi non è che abbiamo copiato. Allora, che cosa, fra le tante iniziative un po' atte a spiegare ai ragazzi cosa fa il nuovo IMAI e la SIAE, cioè come si possono recuperare dei soldi non lavorando, quindi tenere vivo l'attività professionale dei musicisti, abbiamo anche pensato di chiedere al Ministro dei Beni Culturali, al Governo, di chiedere di intervenire anche presso quelle aziende che hanno studi di registrazione, quindi capaci di far lavorare, di produrre, se non dischi materiali, almeno dischi virtuali, di produrre musica, facendo quindi lavorare i giovani o come turnisti o come facenti parte delle proprie creatività o il lavoro con altri, insomma qualcuno che paghi questi artisti che professionalmente, se non riescono a esibirsi, perlomeno si riuniscano in sala di registrazione e facciano la loro musica, però ripeto, professionalmente, in maniera che il lavoro resti attivo. Quindi una sorta di incentivo che favorisca i giovani musicisti e ovviamente tutta quella categoria che in questo momento, visto che lo spettacolo dal vivo è fermo, evidentemente sono decisamente penalizzati. Perché gli studi di registrazione fortunatamente rientrano con rispetto delle norme sanitarie, possono essere ovviamente distanziati con le norme igieniche eccetera, ma possono essere in funzione, quindi se è in funzione lo studio, che sia in funzione la musica. Sì, questo è importante e lo riporterò poi più avanti nel nostro programma a uno dei più grandi tecnici del suono che oggi abbiamo ospite e che ha uno studio di registrazione, quindi ci spiegherà lui stesso quanto questa iniziativa possa avere successo, ecco, in questo senso. Renato, io ti ringrazio del tuo, come al solito, prezioso intervento e noi andiamo avanti con gli ospiti. Ciao Renato. Grazie a voi per l'ospitalità. Buona musica Ciao, a tutti. grazie.